Prospettive non molto positive per i comuni con questa manovra in corso. Cosa farà l'ANCI Veneto? Beh, è una manovra strutturale chiaramente di grandissimo impatto sociale. L'ANCI Veneto, che rappresenta i comuni, dirà assolutamente il 9 di dicembre nell'incontro che avremo a Firenze come direttivo nazionale quali sono i punti secondo il Veneto che non possono assolutamente essere accettati. La questione IMU che viene ribaltata sui sindaci in quanto inviano il bollettino di pagamento e che poi va a finire a Roma con un ritorno in qualche modo cosiddetto perequativo ai comuni non ci sembra una cosa ben fatta. Se l'IMU deve essere, come dire, accettata ed indirizzata in funzione del federalismo fiscale, tanto viene prelevato dal territorio, tanto deve rimanere sul territorio. Non possiamo accettare come sindaci di essere i nuovi gabellieri dello Stato. Il lavoro fatto in precedenza dell'ANCI Veneto, soprattutto anche l'ottenimento del patto di stabilità regionale, andrà in parte perduto o comunque tante cose resteranno? No, il patto di stabilità regionale è stata una grandissima conquista, la prima tranche di 40 milioni sulla quale hanno partecipato i 90 comuni, la seconda tranche grazie al sottosegretario Giorgetti e al presidente Zaia che è stata partecipata da altri 110 comuni, vede oggi la sua risoluzione, quindi i comuni sotto questo profilo del patto di stabilità regionale sono fortemente soddisfatti. Logicamente restano ancora tutta una serie di crepe che sono i contributi che la Regione del Veneto deve dare ai comuni sui quali c'è ancora molta incertezza, eppure il 30 di novembre avremmo dovuto definire i bilanci dei comuni della Regione del Veneto. Perfetto, grazie Presidente.